Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione di Focus TG, anche oggi in diretta per portare a casa vostra tutte le notizie del Veneto, dal Veneto. Sono le 12 in punto, noi saremo in vostra compagnia fino alle 13:30 per una lunga diretta di un'ora e mezza con tante notizie, tanti approfondimenti, un'importante pagina dedicata alla cronaca, ma poi dobbiamo parlare anche di politica perché tiene banco la situazione legata al futuro del governo, alle ripercussioni nel nostro territorio e poi la siccità, le grandi tematiche e le grandi problematiche della sanità veneta e poi tante altre notizie di colore e di costume. Ma come d'abitudine apriamo il nostro telegiornale proprio con la cronaca, nuovo caso di West Nile nel Padovano, un 72enne di Anguillara ricoverato in gravi condizioni. Vediamo. È un 72enne di Anguillara Veneta, il nuovo paziente ricoverato d'urgenza per l'aggravarsi di una forma di encefalite risultato poi positivo al virus West Nile. Il nuovo bollettino porta così a 3 ricoveri per encefalite. Uno dei 3 pazienti è deceduto nei giorni scorsi, si tratta dell'83enne ricoverato in geriatria a Piove di Sacco, mentre sono stabili le condizioni del primo caso registrato lo scorso 6 luglio, ovvero un paziente di 72 anni attualmente ricoverato in terapia intensiva a Schiavonia. Altri 2 casi sono invece completamente asintomatici. Si tratta di 2 donatori di sangue residenti nella Bassa Padovana e risultati positivi al West Nile durante gli accertamenti di routine previsti prima della donazione di sangue. Si attendono in queste ore gli esiti degli esami invece su un 62enne ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva a Piove di Sacco, ma gli esami fin qui svolti sembrano escludere una correlazione con la West Nile. Infine c'è un 82enne di Teolo risultato positivo al virus Toscana. L'ultimo caso, quello che riguarda l'82enne di Anguillara Veneta, è emerso nella serata di lunedì, quando l'uomo è giunto in azienda ospedaliera a Padova per un improvviso peggioramento neurologico. La diagnosi ha confermato la presenza di un'encefalite virale e le immediate indagini microbiologiche hanno permesso di individuarne l'origine. Il paziente è attualmente ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sono stabili. È importante rivolgersi con sollecitudine al proprio medico e se necessario alle strutture ospedaliere nel caso compaiano sintomi come forte febbre, mal di testa, disorientamento, intorpidimento, calo della vista, ha spiegato in una nota la dottoressa Marina Munari, direttore della terapia intensiva neurochirurgica dell'azienda ospedaliera di Padova. Una diagnosi tempestiva aumenta la possibilità di cure efficaci limitando gli effetti del virus. Il contagio da West Nile solitamente non comporta particolari rischi. La maggior parte dei pazienti, 4 su 5, è asintomatico, 1 su 5 sviluppa febbre, cefalea, ma in alcuni rari casi può anche svilupparsi un'encefalite con compromissione del sistema nervoso centrale. E adesso la storia di Giulia, una ragazza di 14 anni con un ritardo mentale senza vista a causa di una leggerezza commessa quando è nata nel 2007. Per questo Giulia ha ottenuto un importante risarcimento. Lascia il gioco se non vuoi giocare, vieni al computer ad ascoltare la musica. Bravissima Giulia, brava! Lei è Giulia, 14enne non vedente con un grave ritardo mentale. È nata prematuramente con un parto gemellare nell'ospedale di Campo San Piero, ma mentre per la sorella non ci sono state particolari conseguenze, per lei che vive a Marcon con mamma, papà, 2 sorelle e i nonni, è andata peggio a causa di una gestione superficiale, spiega il legale di famiglia, da parte della struttura ospedaliera. Si doveva evitarlo e questo l'hanno detto sia il Tribunale che la Corte d'Appello. Accade un fenomeno che è estremamente noto, che si chiama ROP, cioè una patologia della retina. Se non trova più l'ossigeno con cui si era drogata nelle settimane precedenti, comincia a cercarlo e quindi emette delle sorti di villi arteriosi per cercare sul fundus dell'occhio più sangue per avere più ossigeno. Con quello si accartoccia. Ma, spiega l'avvocato, i medici avrebbero sospeso i controlli oculistici dopo 3 settimane e alla 4ª, all'ospedale di Padova, per altre motivazioni, si sono accorti che Giulia aveva perso la vista e non c'era più nulla da fare. A quel punto è stato chiesto e ottenuto un risarcimento.
Abbiamo vinto in primo grado ottenendo un risarcimento di circa 1,2 milioni. In secondo grado siamo arrivati a 1,5 milioni più altri accessori per la sorella e per i genitori. E adesso abbiamo fatto ricorso per Cassazione e confidiamo di ottenere un risarcimento più serio. L'obiettivo della famiglia, in attesa dell'ok dal Tribunale di Venezia, è quello di costruire con questo denaro una casa su misura per Giulia, in modo che possa usufruirne anche quando mamma e papà, originario di Arcade nel Trevigiano, non ci saranno più. Il nostro obiettivo primario intanto per il futuro della bambina, per costruire questa abitazione in modo che lei sia su tutto un piano, invece adesso abitando con i nonni è una casa a 3 piani, è molto pericolosa per la bambina, perché adesso già è grandina, comincia ad alzarsi di notte, comincia ad alzarsi anche di giorno da sola e venendo giù per le scale è un grosso problema per noi. Con l'arrivo di Giulia, la vita di ognuno, nonni materni compresi, è stata stravolta. Vivere e gestire le spese, soprattutto sanitarie, con un solo stipendio non è facile. Quando è sera, mia figlia non c'è più con la testa. Noi nonni, finché possiamo, gli stiamo dietro anche a lei, però dopo non ce la facciamo perché loro hanno bisogno della loro dimensione, hanno bisogno di vivere in un'altra dimensione. E la Giulia, come ha detto il papà, è un angelo e vuole le cose sue. È una bambina che gliela vorrei far sentire cantare. E adesso ci spostiamo nel Trevigiano per aprire la pagina di cronaca legata anche alla sanità. Muore a soli 22 anni per un collasso dei polmoni. L'ULSS 2 ha disposto un accertamento diagnostico. L'ULSS 2 ha disposto un riscontro diagnostico sul caso di Lisa Mason, la giovane 22enne deceduta la notte tra domenica e lunedì al Caffoncello di Treviso. La ragazza soffriva di problemi respiratori da alcuni giorni. L'arrivo in ospedale quando la situazione si era fatta più critica con l'ambulanza. Per la giovane però era già ormai troppo tardi, i polmoni collassati ne hanno provocato la morte. Dopo poche ore a nulla è servito l'intervento dei medici. Una morte che potrebbe essere legata ad una forma molto grave di Covid. Ora sarà il riscontro diagnostico che sarà eseguito nelle prossime ore a confermare l'eventuale positività al virus e chiarire la causa dei gravi danni ai suoi polmoni. Le radiografie avevano evidenziato danni molto simili a quelli capaci di causare il Covid nella prima ondata, quando il sintomo più comune tra i pazienti ospedalizzati era proprio la fame di aria. E adesso parliamo della Marmolada, del crollo della Marmolada, la tragedia che tutti noi ricordiamo, impressa nella nostra memoria per il lutto, per la drammaticità dell'evento. Ebbene, si stanno fissando proprio in questi giorni le date dei funerali di una delle vittime di una delle più grandi tragedie, sciagure che il Veneto, che l'Italia ricordi. Intanto però si allarga il crepaccio che da ieri è ancora più esteso, probabilmente a causa delle alte temperature, quindi proseguono i monitoraggi e le operazioni di controllo. Dopo il nulla osta della Procura di Trento è il momento dell'addio alle vittime della tragedia della Marmolada. Mercoledì alle 10 a Thiene l'ultimo saluto a Tommaso Carollo, 48 anni. Alla stessa ora, sempre mercoledì a Isola Vicentina, verrà celebrato il funerale di Filippo Bari, 27 anni. A Barbarano Mossano, giovedì alle 9, l'addio a Nicolò Zavatta, 22 anni, il più giovane degli alpinisti travolti dal crollo. E mercoledì alle 16 al Duomo di Valdagno l'addio a Paolo Dani. Nelle prossime ore si conosceranno le date delle esequie e delle altre vittime venete dell'impressionante crollo del ghiacciaio. Le amministrazioni comunali si stanno organizzando per proclamare i lutti cittadini. Verrà probabilmente celebrato a Canazei con una messa in suffragio a Montebelluna il funerale di Gianmarco Gallina, 36 anni, e della compagna Emanuela Piran, 33 anni, bassanese. La coppia si era trasferita a Casella d'Asolo. Da parte nostra sarà un addio carico di dolore e di cordoglio per le vittime venete come per tutti gli altri,
scrive il presidente della regione Zaia. Si rinnoverà il forte sentimento di vicinanza alle famiglie mai sopito nei giorni dopo la tragedia, mentre verrà dato l'ultimo saluto a persone amanti della montagna che rimarranno nei nostri cuori come le vittime di una delle più grandi tragedie della storia dei nostri monti, conclude Zaia. Intanto sul ghiacciaio, dopo l'allerta lanciata ieri dal rifugista del Marmolada con l'apertura del grande crepaccio, è scattata l'attività di monitoraggio. È stata notata una frattura nel ghiacciaio in destra orografica rispetto alla calotta che è crollata i giorni scorsi, e una frattura che c'è sempre stata ma che forse in effetti è più larga del solito, ed è stata soprattutto notata una grande quantità di acqua che entra in questo crepaccio. E la temperatura era molto alta, era sui 16 gradi in quel momento a quella quota. Monitoraggio che continua con i droni. Al momento non abbiamo grandi evidenze di spostamenti, se non appunto del crepaccio, che da ieri a oggi sembra leggermente aumentato di dimensioni. Questo grazie al volo di stamattina, che ha portato in quota sulla cima in sicurezza una squadra coi droni che stanno adesso facendo un rilievo completo della frattura. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, torniamo con tutte le altre notizie di cronaca fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, come promesso continuiamo con la cronaca del territorio, che ci porta adesso a Vigonovo. Siamo in provincia di Venezia. Un quarantenne del posto è stato arrestato dalle Fiamme Gialle veneziane. Pensate che aveva oltre 3.000 piante di marijuana e centinaia di chili di sostanza stupefacente pronta per essere smerciata. Oltre 3.000 piante di marijuana, 65 kg pronti per lo smercio, 48 nascosti in buste sottovuoto e 800 grammi di hashish già confezionato o in ovuli. La Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato in flagranza un quarantenne sospettato di gestire una piantagione di marijuana a Vigonza nel Padovano, in un campo che costeggia l'autostrada A4 Venezia-Milano. Tutto è iniziato dai controlli periodici sui corrieri espressi che operano all'aeroporto Marco Polo. In particolare, nel corso della verifica di una spedizione destinata a un italiano residente a Padova, sono state individuate 2 distinte confezioni di celofan trasparente termosaldate e sottovuoto contenenti semi di cannabis. I militari hanno accertato come l'uomo a inizio marzo avesse affittato un fondo agricolo nel comune di Vigonza per una superficie di 25.000 metri quadri e le attività di osservazione e pedinamento hanno permesso di trovare il luogo, verificando la presenza di migliaia di piante a diverso stato di maturazione con tanto di articolato sistema di irrigazione. Al momento dell'irruzione, il quarantenne stava trasportando alcune piante estirpate dal terreno nel magazzino per procedere alla relativa lavorazione. Tutte le piante di canapa, una volta sottoposte a lavorazione, avrebbero prodotto circa 500 grammi di marijuana per arbusto, per un controvalore sul mercato al dettaglio di circa 2 milioni di euro. Il quarantenne è stato portato in carcere a Vicenza. Adesso a Campodarsego per una rapina a un portavalori, banditi in fuga con un grosso bottino. Hanno aspettato l'arrivo del furgone portavalori e appena la guardia giurata è scesa per consegnare il denaro alla banca, uno dei banditi ha puntato la pistola e si è fatto consegnare il denaro. Rapina a mano armata questa mattina alle 8 alla banca di credito cooperativo di Via Lovati a Reschigliano di Campodarsego. 2 banditi con il volto coperto sono entrati in azione a colpo sicuro. In pochi minuti si sono fatti consegnare il denaro e poi sono scappati. Un bandito ha agito mentre l'altro aspettava in macchina. Le guardie giurate non hanno posto resistenza e hanno subito allertato i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere della banca e stanno indagando. Al momento non è ancora stimato il bottino, ma si presume sia di diverse migliaia di euro. Sono in corso poste di blocco per rintracciare l'auto dei rapinatori.
Incidente a Vazzola, il conducente, un 27enne di Santa Lucia, è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme divorassero l'abitacolo. Poteva avere conseguenze ben più tragiche l'incidente che si è verificato la scorsa notte in via 4 novembre a Vazzola. Un 27enne di Santa Lucia di Piave, alla guida della sua auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il semaforo. L'auto, un Alfa Mito, si è incendiata e nel giro di pochi istanti l'abitacolo è stato avvolto dalle fiamme. Fortunatamente il conducente, seppur ferito nell'urto, è riuscito ad uscire e a mettersi in salvo. I pompieri arrivati da Conegliano hanno spento il rogo dell'auto, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del 118. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Fiamme anche in un parcheggio pubblico nella zona industriale di Roncade. Vediamo. Da quello che abbiamo sentito è successo durante la notte, sono arrivati comunque le guardie e le forze dell'ordine a fare un giro, un controllo. Via Tommaso da Modena, area industriale di Roncade, sono dovuti intervenire vigili del fuoco e carabinieri nella notte per evitare che l'incendio appiccato in questo parcheggio pubblico si propagasse tutto intorno, favorito dalla siccità, mettendo a rischio gli edifici circostanti. Stando alla ricostruzione dei militari della stazione di Roncade, ignoti hanno scaricato nel parcheggio dell'area produttiva del materiale vegetale, delle ramaglie, che hanno poi bruciato per eliminarle. Le fiamme hanno però attecchito nel terreno agricolo accanto allo spiazzo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, allertati da un automobilista di passaggio, per circoscrivere il fuoco e impedire che continuasse a propagarsi. Non si sono comunque registrati feriti. E torniamo adesso a parlare dell'incidente mortale avvenuto ieri a San Pietro in Gu. Tutti gli ultimi aggiornamenti nel prossimo servizio. Stavano andando al lavoro, avevano avuto un incarico in un'azienda di carni di San Pietro in Gu. Erano partiti molto presto da Mantova ma hanno perso la vita a pochi chilometri dalla loro meta. Samuel Ofori, 28 anni, ghanese, era la guida. Gurpreet Singh, 36 anni, indiano, era seduto al suo fianco. Entrambi hanno perso la vita ieri mattina all'alba nell'ennesimo incidente mortale avvenuto in pochi mesi lungo la strada Postumia 53. I due abitavano a Mantova ed erano dipendenti di una cooperativa mantovana specializzata nella lavorazione delle carni. Ieri mattina stavano andando a San Pietro in Gu. Durante una manovra di sorpasso si sono scontrati con un camion che proveniva dal senso opposto di marcia. Alla guida un autotrasportatore di Miane è rimasto illeso. L'uomo ha cercato in tutti i modi di evitare l'impatto con il furgoncino dei due lavoratori, ma per ragioni al vaglio dei carabinieri la manovra di rientro è stata fatta troppo tardi. L'impatto inevitabile ha scaraventato a bordo strada il mezzo, che si è trasformato in un groviglio letale di lamiere. Per Samuel e Gurpreet non c'è stato nulla da fare. In 2 mesi sono 7 le vittime lungo la Postumia 53. Settimana scorsa ha perso la vita Chelsea Morsoletto, 28enne di Grantorto, e lo scorso 20 maggio la tragedia dei 4 braccianti agricoli morti in uno schianto mentre tornavano dopo una giornata estenuante di lavoro nei campi. E adesso ci spostiamo nel Vicentino, dove un imprenditore è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 800.000 euro. Le Fiamme Gialle di Vicenza eseguono un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di un imprenditore vicentino che nel tempo avrebbe rivestito la carica di amministratore di diritto e di fatto di 5 società soggette a procedure concorsuali fallimentari. L'imprenditore è accusato di bancarotta fraudolenta documentale e di distrazione dell'attivo patrimoniale, con l'ipotesi di autoriciclaggio in relazione a cessioni di beni immobili derivanti da precedenti reati di appropriazione indebita illecitamente finalizzate ad ostacolarne la loro provenienza. Al termine delle indagini il danno patrimoniale è stato quantificato in 290.000 euro. L'autorità giudiziaria ha anche disposto il sequestro di terreni e fabbricati per un valore di circa 800.000 euro, di cui l'indagato avrebbe acquisito la proprietà tramite una società di cui è risultato amministratore di fatto. La Procura della Repubblica ha disposto perquisizioni in provincia di Vicenza, nelle abitazioni riconducibili all'imprenditore e nella sede della società di cui è risultato amministratore di fatto.
Ricorderete che negli ultimi mesi vi abbiamo spesso riportato notizie di cronaca di rapine nei supermercati nella provincia di Venezia. Ebbene, la polizia ha arrestato i responsabili dei colpi di queste rapine avvenute negli ultimi mesi. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Ci lavoravano da un po'. Ora gli agenti della squadra mobile di Venezia hanno trovato i responsabili dei colpi nei supermercati della terraferma avvenuti di recente, sempre in orario serale. Si tratta di 4 italiani residenti nel territorio. Per 2 di loro, al termine delle indagini, sono scattati gli arresti domiciliari con obbligo di dimora, poiché fortemente indiziati di rapina aggravata. Entravano nelle attività commerciali con fare minaccioso, pistola alla mano e volto coperto e puntavano direttamente alla cassaforte. Un modus operandi ripetuto almeno 3 volte, secondo quanto ricostruito dalla polizia veneziana. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito la misura cautelare questa mattina su disposizione della procura lagunare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi entravano nel supermercato, intimavano i clienti intenti a fare la spesa e il personale di cassa a mantenere la calma e si dirigevano verso l'ufficio del direttore del punto vendita, puntandogli una scacciacani al volto. Lo minacciavano fino a quando non consegnava il denaro contenuto all'interno dell'armadio di sicurezza e fuggivano. I 4 non facevano nulla a caso, effettuavano più sopralluoghi nel supermercato nei giorni precedenti al colpo. L'obiettivo era quello di verificare orari e giorni di presenza del direttore, che poi gli avrebbe consegnato il contante presente in quel momento all'interno della cassaforte sotto minaccia. Adesso ci fermiamo per un altro piccolo break pubblicitario. Torniamo per parlare di siccità con le ripercussioni e la fotografia di questo momento difficile per tutti, per il nostro territorio, per le aziende, per i comuni, per le famiglie, ma ampio spazio verrà dato anche alla crisi politica, crisi di governo e poi sanità, ancora notizie di cronaca e i nostri approfondimenti nella parte finale del Focus TG. Quindi restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, ben ritrovati, mancano pochissimi minuti alle 12:30. Focus TG adesso continua parlando di siccità. Apriamo questa parentesi, questo approfondimento per andare anche a capire come stanno le cose, come stanno reagendo le aree più colpite del nostro territorio. Partiamo dal Vicentino, siamo a Brendola e Sarego. Qui l'allarme siccità è alto e continua lo stop imposto all'irrigazione dei campi. Siccità che mette in ginocchio l'agricoltura e i sindaci di Brendola e Sarego prorogano l'ordinanza già emessa che impone il divieto di irrigazione con attingimento dal fiumicello Brendola fino a prossima revoca. Tavolo tecnico con il consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, con la polizia provinciale, le associazioni di categoria del settore agricolo, dal quale emerge che la crisi idrica resta drammatica. È emerso che il livello del fiumicello Brendola è preoccupante, nel senso che dopo 5 giorni di divieto di irrigazione il livello non è aumentato, anzi è quasi diminuito. Quindi abbiamo predisposto un'altra ordinanza e vieteremo fino a nuovo ordine l'irrigazione dal fiumicello Brendola. Questo perché il flusso minimo vitale non è garantito in questi giorni a seguito appunto della continua siccità. Non solo, questi 5 giorni di stop obbligato non hanno portato al risultato sperato. La falda stessa, dalle analisi fatte oggi, è calata di un altro mezzo metro e quindi le risorgive e i pozzi che alimentano il fiumicello Brendola non stanno più alimentando in maniera considerevole il livello d'acqua. Il problema che si pone ora riguarda anche una questione di ordine igienico-sanitario e di salute pubblica, vista la quantità di pesce in sofferenza che popola il fiumicello e che potrebbe portare ad una moria di pesci da dover gestire.
Fiume Adige ai minimi storici, e questo ha ripercussioni importanti anche per l'agricoltura del nostro territorio, soprattutto anche nella zona della Bassa Padovana, dove sta risalendo pericolosamente l'acqua salata del mare. Le campagne della Bassa Padovana sempre più in sofferenza a causa della siccità. Le condizioni del fiume Adige sono davvero critiche. L'Adige ha raggiunto a Boara Pisani una quota di meno 4,31 rispetto allo zero idrometrico. Teniamo conto che i primi problemi cominciamo ad avvisarli quando il livello scende a meno 3,70. Quindi questo significa che siamo 60 centimetri più bassi rispetto al livello di pericolo. Anche in quel caso le derivazioni sono state interrotte, territori sabbiosi con prodotti orticoli di alto valore, di alta valenza economica non stanno bevendo, rischiando, se non cambierà qualcosa nel brevissimo tempo, di perdere tutto quanto. L'assenza di pioggia ha provocato la risalita del cuneo salino, l'acqua dunque non può essere usata per irrigare i campi. L'acqua salata infatti è un diserbante naturale, spiega il presidente del consorzio di bonifica Adige Po. Già lungo le rive del fiume Po si stanno verificando infatti fenomeni di desertificazione. C'è un principio di desertificazione dei territori che sono più vicini al fiume. Complessivamente l'emergenza non è solamente un'emergenza agricola, non è un'emergenza solamente idropotabile, l'emergenza è ambientale, perché l'acqua salata che va a riempire le falde non la si manda più via se non in tempi molto lunghi e apportando grossi volumi di acqua dolce per fare una sorta di lavaggio di quest'acqua. La situazione è critica anche per l'acqua potabile, la speranza nel meteo, ma ci vorrà molto tempo per recuperare i danni di quest'estate. Nei giorni, se non piove, la situazione non può altro che peggiorare. Le soluzioni a breve termine quindi non ci sono, tutto quello che si poteva fare l'abbiamo fatto, abbiamo riempito all'inverosimile, quando c'era un po' di acqua, tutta la rete idraulica minore, e da questa rete idraulica minore, da tutti i canali e fossi, abbiamo preso l'acqua e con delle pompe, motopompe, elettropompe, l'abbiamo immessa nelle condotte irrigue, non risolvendo il problema, ma cercando di dare in qualche modo di lenire i danni. Dalla Bassa Padovana ci spostiamo proprio a Padova città, dove c'è sempre meno acqua nei canali. Ebbene, la siccità mette a rischio anche il funzionamento dell'inceneritore. Canali padovani sempre più in secca, la siccità ora minaccia anche la gestione dei rifiuti cittadini. Se la situazione del Piovego e del Bacchiglione infatti non migliorerà nelle prossime settimane, il comune di Padova dovrà adottare nuove misure per contenere l'impiego dell'acqua e questo potrebbe avere conseguenze proprio sul funzionamento dell'inceneritore di San Lazzaro. Stiamo monitorando il livello dell'acqua anche sul canale San Gregorio Piovego, canali che danno approvvigionamento di acqua all'inceneritore per il raffreddamento del sistema di incenerimento. Ad oggi c'è ancora acqua. Se però nei prossimi giorni continuerà a non piovere, bisognerà spegnere l'inceneritore e attuare delle politiche di emergenza per i rifiuti, ovvero riportarli in discarica a Sant'Urbano. I livelli di acqua si sono ulteriormente abbassati, come testimonia la situazione del tronco maestro del Bacchiglione, che si è ridotto ulteriormente creando una spiaggetta di fango. Sempre meno fauna è rimasto in questo angolo della città, di solito popolato anche di anatre e oche. Prosegue l'azione del comune e della polizia provinciale che stanno togliendo i pesci dal canale per evitarne la morte per mancanza di ossigeno. Con gli altri enti siamo in costante aggiornamento perché la situazione di secca è così grave che abbiamo capito che anche se nei prossimi giorni pioverà ci sarà un po' di ossigeno, ma ci vorrà un lungo periodo per poter uscire effettivamente da questa emergenza. Per cui anche in questi giorni, dopo che le piogge di 10 giorni fa hanno dato un po' di ossigeno, abbiamo continuato in questa attività di monitoraggio e spostamento perché sapevamo che prima o poi si sarebbe tornati in una situazione come questa.
Dal Padovano adesso ci spostiamo nella Marca, nell'area di Treviso, perché negli oltre 50 comuni del consorzio di bonifica acque risorgive già in difficoltà, pensate, non è possibile fornire acqua al 15-20% delle coltivazioni presenti. L'emergenza idrica si aggrava di giorno in giorno e i consorzi di bonifica sono costretti a provvedimenti mai intrapresi prima. Davide Bortolato, sindaco di Mogliano Veneto, è presidente della consulta dei comuni che fanno parte del consorzio Acque Risorgive, un territorio di oltre 100.000 ettari suddivisi in 3 province. Ho convocato tutti i 57 sindaci che fanno parte del consorzio di bonifica proprio per parlare di questo problema, un problema grave, senza precedenti. Abbiamo il 15% del territorio del consorzio che riguarda una grossa parte della provincia di Treviso, una grossa parte della provincia di Venezia e anche della provincia di Padova. Ecco, nel 15% di questo territorio il consorzio non riesce più a garantire l'irrigazione. Una situazione destinata a peggiorare e che sta richiedendo interventi drastici, con il consorzio che in questo momento garantisce solo 2 dei 5 turni di irrigazione necessari alla crescita delle colture. Per la prima volta nella storia addirittura il consorzio ha deciso di fare una scaletta e dare in maniera scaglionata l'irrigazione. Molti raccolti sono già rovinati. L'altro problema importante è che il livello nelle falde si sta abbassando sempre di più con tutte le conseguenze del caso. L'appello che faccio ai cittadini è di porre massima attenzione nell'utilizzo dell'acqua, della risorsa idrica. Nel breve periodo, finché persisterà l'emergenza, ognuno è chiamato a fare la propria parte, ma nel medio termine occorre mettere in atto soluzioni strutturali per accumulare l'acqua. La Regione ha messo in campo la costruzione di grandi bacini che serviranno a raccogliere acqua quando ce n'è troppa, perché abbiamo questo problema nel momento delle grandi piogge, insomma, di dover smaltire l'acqua. Servono dei bacini per raccoglierla e bacini che poi diventano utili in questo momento dove c'è bisogno invece di acqua per irrigare. Torneremo tra poco a parlare dell'emergenza siccità, collegandoci con la nostra collega Valentina Visentin da Padova, ma adesso parliamo sempre di ambiente, non legato chiaramente a questioni dell'emergenza idrica, perché parliamo dell'incendio che ha divorato, pensate, 12 ettari di terreno. Siamo a Pineta di Bibbione, nel prossimo servizio tutti gli ultimi aggiornamenti. Bibbione continua a bruciare. Questa tarda mattinata si è riattivato un focolaio dell'incendio che lo scorso venerdì 15 luglio aveva distrutto una ventina di ettari di pineta nella spiaggia di Bibbione a ridosso del faro. Sul posto sono intervenuti nuovamente i vigili del fuoco di Portogruaro, Mestre e Latisana, mentre dall'alto sta operando un elicottero della Regione Veneto. Al momento non si registrano feriti. Grazie anche all'intervento anche della Regione Veneto, nella fattispecie dell'assessore Botaccini, sono attivati anche 2 elicotteri, perché essendo i pini molto alti, questi pochi esemplari di pini che avevano preso fuoco, si era necessario comunque colpire dall'alto, diciamo con l'acqua, e spegnere dall'alto l'intervento. La siccità del mese di luglio sta sicuramente contribuendo a riattivare i focolai sparsi sotto chioma e la presenza di bracci e tronchi roventi che richiedono un monitoraggio continuo che andrà avanti per tutta la settimana, sia di giorno che di notte. Si stima che l'incendio di questa mattina abbia interessato un'area di 12 ettari di terreno. Grazie anche qui alla Regione Veneto sono partiti i lavori per la sistemazione del pontile, che dovrebbe completarsi alla volta di giovedì, venerdì, insomma, ecco. E adesso c'è comunque una presenza di monitoraggio per evitare che possano esserci ulteriori effetti negativi, insomma, ecco, questo è quello che stiamo cercando di fare. Quindi appena si vede del fumo intervengono più facilmente. Prima di andare in pubblicità introduciamo il prossimo argomento, la prossima tematica. Parliamo di sanità, parliamo anche e soprattutto di Covid. E allora velocemente vi leggo le ultime notizie riguardo l'andamento dei contagi nella nostra regione. Ebbene, risalgono bruscamente dopo la flessione di inizio settimana i contagi in Veneto. Oggi si segnalano
sono nel delta dei nuovi casi positivi del report di Azienda Zero 12.477 nuovi casi. Lo ripetiamo, 12.477, con il totale che ha superato abbondantemente dall'inizio della pandemia i 2 milioni di contagiati. Invece il numero degli attuali positivi in Veneto scende leggermente, 103 in meno rispetto a ieri, sono complessivamente ammalati, definiamo così, in Veneto 106.527 persone. Si impennano invece i ricoveri in ospedale, soprattutto nei reparti ordinari. Pensate, nelle ultime 24 ore quasi 1.000 ricoveri, 998. Invece per quello che riguarda le terapie intensive stiamo parlando di un +7 con 49 terapie intensive nel nostro territorio, nei nostri ospedali. Ma prima di andare in pubblicità vi aggiorniamo anche su alcune novità che riguardano proprio il Covid, ma riguardano le regole da seguire in vista della prossima stagione autunnale. Sì, perché sono in arrivo le nuove regole sulla quarantena in caso di Covid. Secondo quanto riportato da alcune agenzie, il Ministro della Salute Roberto Speranza è pronto a pubblicare una circolare che prevede la riduzione della durata dell'isolamento per tutti. Non solo, le regioni, leggo con voi, lavorano affinché in autunno i positivi asintomatici possano uscire di casa indossando però la mascherina FFP2, quindi non più isolamento per i positivi asintomatici, ma si potrà andare al lavoro, si potrà uscire di casa con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2. Ricordiamo, queste sono indicazioni ancora da confermare. Andiamo avanti. L'idea del ministro è quello di raggiungere una sorta di quarantena light che deriva da le considerazioni, le valutazioni che hanno fatto con chiaramente i medici e il personale. La quarantena massima di 21 giorni, oltre la quale si può uscire di casa in assenza di sintomi, verrebbe, si ipotizza, diminuita a 15 giorni. Le regioni tuttavia premono affinché questa quarantena scenda ulteriormente a 10. Detto in parole povere, attualmente sappiamo che dopo le 3 settimane, qualora il tampone non si negativizzasse o quant'altro, dal 21esimo giorno in poi si può uscire di casa e interrompere la quarantena. Ebbene, il ministro vuole abbassare questa soglia da 21 a 15 giorni, le regioni addirittura premono affinché venga ridotta a soli 10 giorni il tempo massimo della quarantena. Con le regole attuali, in caso di positività bisogna aspettare 7 giorni per effettuare un nuovo tampone. Se negativo si può uscire. La nuova circolare invece cambierebbe anche questa impostazione. Chi non ha più sintomi da 48 ore e risulta negativo al test sarà subito libero. In autunno potrebbe anche essere abolita la quarantena, come dicevamo, per i positivi asintomatici, purché escano con l'obbligo della mascherina FFP2. Queste alcune indicazioni, alcune indiscrezioni di un protocollo, di una circolare che il Ministro della Salute starebbe perfezionando e che andrebbe sicuramente a cambiare le regole attualmente in vigore. Detto questo, ci prendiamo 2 minuti di pubblicità, rientriamo fra poco per collegamento con Valentina Visentin e parlare di siccità e per introdurre l'argomento della sanità. A fra poco.
12:45, ben ritrovati a Focus TG. Come introdotto, prima di andare in pubblicità, parliamo di sanità adesso. Prima vi abbiamo dato alcune indiscrezioni su come potrebbero cambiare le abitudini, le regole, insomma, a cui siamo un po' anche abituati per quello che riguarda la gestione della quarantena e insomma di tutte quelle regole per andare a contenere la diffusione del virus e dei contagi e per insomma tornare alla normalità. Ebbene, adesso continuiamo a parlare di sanità, però in questo caso parliamo di problematiche legate alla sanità. Ci spostiamo nell'ULSS 7 perché arriva un'ennesima segnalazione da parte dei telespettatori che ci seguono e che riguarda disorganizzazione al punto vaccini. Vediamo. Prenotare e farsi fare un vaccino al centro allestito all'ex Eurobrico diventa un'odissea per una nostra telespettatrice, paziente fragile ultra settantenne che ci racconta quello che è accaduto a lei e al marito la settimana scorsa, proprio in concomitanza con il servizio che anche noi abbiamo trasmesso, in cui si segnalava l'assalto alla struttura da parte di centinaia di persone. Io avevo telefonato 3 settimane fa al numero call center regionale, sono della categoria fragile, e volevano darmi l'appuntamento per la 4ª dose a Schio. Io ho detto di no, a Schio con i costi che ci sono e l'età non ci vado. Allora mi hanno detto di telefonare la settimana dopo perché non avevano ancora le date per gli appuntamenti di Bassano. Ho telefonato una settimana dopo, una signorina molto gentile mi ha dato l'appuntamento per il giorno 15. Alle 10:22 io, alle 10:26 mio marito, e qui c'è il bello, ci ha dato anche un numero di prenotazione da presentare all'accoglienza. Eccolo il numero che hanno dato alla nostra telespettatrice. Siamo arrivati alle 10, ci siamo messi in fila, abbiamo visto staressa in fila, abbiamo aspettato quasi 10 minuti per la prima accoglienza e dopo siamo passati in un altro posto che ci davano il numero e qui abbiamo detto che noi il numero ce l'avevamo di prenotazione. Ha detto che quello non serve, non è considerato. Benissimo, categorie fragili, ho detto 70 anni. Non importa, mi ha dato il numeretto. Allora, a me ha dato l'832, a mio marito l'833. Quando siamo andati in sala abbiamo preso paura dalla ressa che c'era, tutte persone anziane, stavano chiamando il numero 634. Abbiamo aspettato 200 numeri, dalle 10 che siamo arrivati abbiamo trovato il personale che era molto gentile, niente da dire, però la disorganizzazione era unica. Siamo usciti all'1:05. Chi organizza queste cose dovrebbe vergognarsi. Categorie fragili lasciate aspettare per 2 ore e mezza. C'è molto rammarico nelle parole della donna. È molto spiacevole arrivare a una certa età, essere vecchi, avere problemi di spostamenti, di salute ed essere trattati così. Adesso apriamo una piccola parentesi, una finestra con Padova. Vedo collegata con noi la nostra collega Valentina Visentin per parlare di temi legati ancora una volta alla siccità. Valentina, a te la linea. Sì, buongiorno da Padova, sempre per fare il punto sulla situazione siccità, emergenza idrica. Ieri in diretta vi avevamo detto appunto della possibilità annunciata dall'assessore Ragona di spegnere l'inceneritore qualora non ci fosse acqua a sufficienza nel canale San Gregorio, che appunto serve per raffreddare l'impianto. La situazione dei canali è sempre molto critica, la vedete alle mie spalle, l'acqua è praticamente assente. Questo è anche dovuto al fatto che vengono chiusi proprio per regolamentare il passaggio dell'acqua, che è davvero poca. Qui con me c'è Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto. Con lui insomma cerchiamo di capire quali possono essere gli interventi non solo in fase emergenziale, ma ci devono essere interventi strutturali, visto che insomma il clima ci sta abituando ad estati sempre più calde ed inverni con scarsa pioggia.
Assolutamente questi interventi sono necessari, fanno parte delle ordinanze d'emergenza per cercare di risolvere, di tamponare quella che è una situazione drammatica. Insomma, è bene ricordare che l'apporto d'acqua viene da 5 elementi, possiamo dire così, viene dalle riserve nivali dei ghiacciai, viene dalle piogge, viene dalle falde e viene dagli invasi che abbiamo per la distribuzione dell'acqua. Oggi 4 di queste 5 sono in gravissima difficoltà, solo gli invasi stanno un po' reggendo, ma sappiamo bene che gli invasi di montagna sono utilizzati anche allo scopo, turistico, ricreativo di quei territori e svuotarli andrebbe in qualche modo a compromettere anche l'attività e l'economia di quei territori. Quindi è una situazione che possiamo definire drammatica, su cui certamente queste azioni, come altri interventi di riduzione dei prelievi, sono utili in questa fase, ma che non possono essere sufficienti se andiamo a vedere la situazione appunto drammatica che viviamo oggi e quello che ci attende, perché il cambiamento climatico è tra noi e quindi sicuramente non ci sarà, non ritorneranno le nevi e i ghiacciai a riprendere volume, le precipitazioni sono un punto di domanda e hanno cambiato la modalità e quindi dobbiamo imparare a recuperare quell'acqua in modo diverso dal passato e quindi servono interventi strutturali in diversi settori. Sicuramente va implementata la rete idrica, che oggi è una rete con grandissime dispersioni, che quindi butta via dell'acqua che invece è un'acqua utile per l'utilizzo idropotabile. Dobbiamo migliorare e ridurre i prelievi in agricoltura e passare a sistemi di irrigazione puntuali e precisi e non i metodi che fino ad oggi vediamo prevalentemente utilizzare, così come nel mondo dell'industria, perché non solo l'incenerimento, gli inceneritori, ma anche tutte le attività industriali che prevedono l'utilizzo di acqua per il raffreddamento piuttosto che per i processi di produzione sono in grande difficoltà e questo metterebbe a repentaglio l'economia. Quindi anche l'industria deve passare a modelli ad esempio a ciclo chiuso di utilizzo delle acque per un risparmio idrico che sia coerente con una risorsa che diminuisce costantemente. Grazie mille. Prima di restituire la linea allo studio, Alex, vedete alle mie spalle quel che resta di un fumo nero, è in corso un incendio a pochi chilometri da qui, siamo nella zona di via Fra Paolo Sarpi, quindi diamo delle informazioni anche di servizio per gli automobilisti, di usare prudenza perché in vicino a via Fra Paolo Sarpi è in corso un incendio di cui poi vi daremo notizie in tutte le altre edizioni dei nostri telegiornali. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. E grazie allora a Valentina Visentin anche per questo importante aggiornamento di cronaca. Noi allora chiudiamo la parentesi con Padova e rientriamo in argomento sanità. Ci spostiamo in provincia di Vicenza perché il caso dei manager delle ULSS andati in pensione continua a far discutere e allora la CUB ha deciso di inviare un esposto anche alla Corte dei Conti. Un lungo, profondo silenzio. La sanità veneta oggi è chiamata a dare molte risposte, dalla carenza di dottori di famiglia alle liste d'attesa, dalla mancanza di medici durante il giorno sulle ambulanze dell'ospedale Cazzavillan, fino all'esposto presentato alla Guardia di Finanza di Venezia e alle procure della Repubblica del Veneto, in cui la CUB, Confederazione Unitaria di Base, chiede se sia vero oppure no che ci siano stati alcuni dirigenti e funzionari della sanità veneta in quiescenza che avrebbero percepito contemporaneamente la pensione e lo stipendio e se vi sia stata oppure no violazione della legge Madia. Nel frattempo 4 direttori generali regolarmente nominati mentre erano in servizio e poi andati in quiescenza si sarebbero autosospesi dalla percezione dello stipendio. Da allora sono passati i giorni, le settimane e ancora dalla Regione Veneto politicamente non c'è stato altro se non appunto un lungo silenzio. Sui dirigenti è calato il silenzio, noi ovviamente non lo lasceremo correre molto questo silenzio qui, per noi la posizione espressa dalla funzione pubblica, dalla legge Madia e delle relative circolari, ma anche dallo stesso parere della consulta del 2020, la questione per noi è chiara, quindi noi adesso attendiamo un attimo, dopodiché aggiorneremo e manderemo anche il nostro esposto direttamente alla Corte dei Conti. La segretaria della CUB, Maria Teresa Turetta, assicura che terrà viva la questione inviando l'esposto aggiornato alla Corte dei Conti e rilancia il problema della carenza di medici e infermieri. Siamo anche consapevoli che la sanità abbia bisogno di infermieri, medici e che la funzione proprio del direttore generale è una ciliegina sulla torta che forse va anche un po' rivista.
Ed è arrivata poco fa una notizia drammatica, un 37enne muore improvvisamente in sala d'aspetto al pronto soccorso di Chioggia. Questa insomma è una notizia un fatto che è avvenuto domenica, ma è stata resa nota poco fa. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Una 37enne di Chioggia è morta un'ora dopo il suo arrivo in pronto soccorso la scorsa domenica 17 luglio. Federica Fabris è deceduta improvvisamente mentre si trovava in sala d'attesa del pronto soccorso di Chioggia, dove si era recata spontaneamente perché si sentiva poco bene. La donna accusava dolori in varie parti del corpo. Il decesso è stato istantaneo e per lei non c'è stato più niente da fare. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla morte, pertanto l'ULSS-3 ha disposto per oggi un riscontro diagnostico per capire le ragioni dell'improvvisa scomparsa. Restiamo in ambito sanità, ci spostiamo a Torri di Quartesolo perché è partito il servizio di medicina di gruppo, una struttura operativa che accorpa 4 medici per 6.500 pazienti. Attiva da oggi la nuova medicina di gruppo di Torri di Quartesolo in via Vicenza negli spazi di proprietà dell'amministrazione comunale, struttura che accoglie 4 medici di medicina generale e offre un servizio a più di 6.500 pazienti, nata per garantire copertura estesa dal lunedì al venerdì in orario sia mattutino che pomeridiano ai pazienti che in caso di necessità e in assenza del proprio medico curante potranno contare su un altro medico. Qui sarà predisposto anche un servizio di infermieria e un call center dedicato. Abbiamo concentrato a Torri capoluogo tutti i medici che hanno accettato di far parte di questa medicina di gruppo. Rimane comunque un medico che ha deciso di stare nel suo ambulatorio a Marola. Diciamo che Lerino rimane, fra virgolette, sguarnita. Per ovviare a questo noi abbiamo comunque proposto da tempo un servizio di trasporto per le persone che ne abbiano effettivamente bisogno per fare le visite. C'è un trasporto gratuito, basta chiamare i servizi sociali del comune. Spostata invece la Guardia Medica a Vicenza con l'obiettivo di fornire ai cittadini un servizio più strutturato e centralizzato. La medicina generale di Torri nasce per far fronte alla carenza generalizzata dei medici di base, accorpandoli da un lato per una presa in carico dei pazienti, molti dei quali erano stati costretti a trovare un medico altrove, dall'altro per permettere ai medici di lavorare con il supporto amministrativo e degli infermieri. 8 i medici di medicina generale presenti fino allo scorso anno a Torri, ora rimasti in 5 a causa di pensionamenti e trasferimenti. Speriamo e abbiamo lo spazio per ospitarne un sesto, però non sono più gli 8 di prima e quindi diciamo che per il momento noi abbiamo garantito che non ci fossero altri medici che andavano via da Torri di Quartesolo. Se c'è qualche medico che è interessato sappia che c'è un ambulatorio in più disponibile. E come sempre noi diamo spazio, diamo voce ai cittadini. Ecco allora cosa ne pensano i residenti, gli abitanti di Torri di Quartesolo di questa novità che riguarda la medicina di gruppo. Penso sia una cosa positiva, ecco, che ci sia comunque sempre un medico, anche se magari non abbiamo il nostro, ma che ci sia sempre un medico a disposizione proprio anche nelle urgenze. Per me è una cosa positiva. Sicuramente per gli anziani va benissimo. Secondo me è un'ottima cosa, anche perché ultimamente è veramente un problema serio in zona. E se uno si trova senza il medico, che succede? Potrebbe rivolgersi, qualcosa gli diranno, insomma, c'è un qualcosa che prima non c'era. Per gli anziani di Torri sì, poi per appunto chi viene da fuori sicuramente ci sarà sempre la difficoltà, ecco, diciamo che purtroppo però le mancanze si faranno sentire poi per quanto riguarda la mancanza della guardia medica, quello sì. Siamo in tanti che abbiamo bisogno qui a Torri e sono rimasta molto delusa quando hanno portato via tutto il distretto, la guardia medica, perché cominciamo a essere un bel gruppo di anziani che hanno tanto bisogno e non solo anziani. Molto più comodo e soprattutto per le persone anziane che non si devono spostare, se no che hanno i medici più vicino, magari sempre per loro che capitano delle cose, hanno un bisogno e sono più vicino di casa.
Mancano i medici e quelli che ci sono molto lontani, sono tutti sparsi, città, noi siamo a est, li trovi a ovest, io vado a Camisano, altri vanno insomma in giro per la città, ecco. Per cui se c'è un centro dove viene raggruppato tutto lo staff medico sarebbe una gran bella cosa. E chiudiamo la pagina dedicata alla sanità spostandoci nell'ULSS 6 perché dopo la raccolta di firme proposta dai sindacati arrivano 350 assunzioni. Abbiamo raccolto 3.000 firme con grande soddisfazione e con grande impegno organizzativo, perché con tutte queste persone che hanno firmato singolarmente noi abbiamo parlato e abbiamo spiegato le nostre ragioni, e non solo noi segretari ma anche tutti i delegati e i lavoratori che appartengono a queste sigle si sono impegnati per parlare con i cittadini e chiedere il loro sostegno. Eccole dunque le 3.000 firme che sono state raccolte tra i cittadini per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla carenza di personale che colpisce l'ULSS 6 Euganea. Una sensibilizzazione che ha fatto sì che si sia mossa anche la Regione, che ha promesso assunzioni e 5.000 euro in più per l'azienda sanitaria Euganea. La sensibilizzazione che ha portato al decollo delle 150 assunzioni per portarsi circa a 350, quei 5 milioni che sono stati stanziati, un po' la stima che abbiamo fatto. È tanto, siamo contenti, non siamo ancora arrivati, perché ricordiamo che questo non teneva in considerazione l'esacerbarsi del Covid quest'estate, siamo già a numeri elevati, noi pensavamo all'autunno, quindi aggiungiamo l'autunno a quello che sta già succedendo e abbiamo anche le ferie da sostituire, quindi dobbiamo fare ancora dell'altro, ma un buon risultato comunque. Tutto il comparto sanità soffre di una carenza di personale, criticità che si ripercuotono anche sull'utenza. A questo si aggiunge che gli infermieri italiani sono i meno pagati d'Europa e quelli padovani i meno pagati del Veneto. Hanno sofferto gravemente questi 2 anni di pandemia e si sono mobilitati in massa quando hanno saputo che c'era appunto la necessità di un'implementazione dei fondi per le nuove assunzioni. Si sono portati in piazza loro direttamente a raccontare il loro vissuto. Questo ha portato a raccogliere attraverso la testimonianza diretta col cittadino quasi 3.000 firme che sono arrivate direttamente in regione, portando appunto il pensiero e la necessità di un implemento del tetto di spesa per l'ULSS 6 Euganea, cosa che è avvenuta con gran soddisfazione di tutte le sigle sindacali, Nursin compreso. Ci fermiamo adesso per l'ultimo blocco pubblicitario, rientriamo tra pochissimo. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo ricordo, lo saremo per poco meno di mezz'ora ancora, però tempo a sufficienza per portare a casa vostra tante altre notizie, tanti altri approfondimenti e per parlare ad esempio di crisi di governo che insomma sta tenendo banco. Sono attese decisioni importanti da parte della politica centrale di quello che succederà a Roma e delle ripercussioni che ci saranno nel nostro territorio, ripercussioni che ad esempio possono e potrebbero riguardare in maniera più o meno pesante anche il mondo dell'economia, il mondo delle imprese. E allora nel prossimo servizio vediamo proprio il punto di vista delle imprese, siamo nel Trevigiano su questa situazione e sui possibili scenari. Vediamo. In questi giorni ho ricevuto tanti messaggi, tante telefonate di imprenditori veramente preoccupati, sottolineando come in questo momento noi non possiamo permetterci una crisi di governo, in questo momento non possiamo permetterci di avere una mancanza di leadership perdendo il primo ministro Draghi. Quindi c'è grande preoccupazione da parte del mondo delle imprese. Mondo economico con il fiato sospeso, imprenditori tra i primi firmatari all'appello a Mario Draghi a non lasciare, l'economia non se lo potrebbe permettere. Fare
Fa eco alle parole del presidente degli industriali trevigiani Leopoldo Destro, anche il leader di Bottega, patron dell'omonima azienda alle porte di Treviso, che parla di effetti potenzialmente devastanti, dallo spread che salendo aumenterebbe le uscite dello Stato per interessi al costo del denaro che aumenterebbe allo stesso modo presso le banche, con il conseguente rialzo dei mutui e del leasing. Tutto questo, chiarisce Bottega, si ripercuoterebbe sugli aumenti di prezzo, sulle possibilità di investimento e quindi sull'occupazione. Una previsione anticipata dagli ultimi dati di Veneto Lavoro, che vedono una contrazione dell'occupazione dopo il saldo positivo del primo trimestre già del 3%. Il fatto aggrava una appunto situazione difficile per le imprese, un'inflazione che sta erodendo molto il potere d'acquisto delle famiglie, una crisi energetica che è in corso da diversi mesi e che porterà l'anno 2022 ad essere l'anno record come bolletta di spesa sia di famiglie che di imprese. Si stimano che saranno di più 32 miliardi il costo dell'energia e del gas per il sistema Italia. Già lo spread oggi è molto alto, non oso immaginare cosa possa succedere se questo governo non può continuare la sua opera. Una preoccupazione che gli industriali condividono con il mondo artigiano, che in più sconta l'incertezza legata al rifinanziamento del bonus 110, con una fetta consistente di imprese a rischio fallimento. Sulle 100 imprese noi sappiamo che oggi 20 sono, ma potrebbero essere 50, capisce? Quindi la questione è drammatica. Sono centinaia, spiega Sartori, presidente del mandamento di Oderzo e Motta di Livenza, in attesa di risposte. Perché l'impresa che ha fatto il lavoro per 200-300 mila euro ha i materiali da pagare, i dipendenti da pagare, l'IVA da versare, ci vuole un governo che decida domani mattina cosa devono fare, cosa possono e devono fare le banche, come si possono comportare gli artigiani, le imprese che hanno in pancia questi crediti. Il rischio è il fallimento. Questa è la voce degli imprenditori, delle aziende trevigiane, ma anche l'economia montana è in bilico, serve un governo forte. Questo è l'appello del presidente della Camera di Commercio Mario Pozza. Parliamo di turismo, parliamo di fondi, di risorse. Ci spostiamo adesso nel bellunese, vediamo tutto nel prossimo servizio. Se le imprese italiane hanno bisogno di un esecutivo stabile, quelle montane ancora di più, viste le criticità strutturali che vanno oltre le tante emergenze del periodo. Sembra questa la linea del presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, Mario Pozza, tra i primi sostenitori a inizio 2021 della necessità di un governo Draghi. L'economia di montagna ha le sue criticità date dalla geografia, data dal contesto. Abbiamo problemi maggiori in queste realtà montane perché ovviamente ci sono meno servizi, ci sono meno disponibilità ovviamente rispetto alla pianura. E questo con paradossi ancora più evidenti se si guarda all'altro fronte, ovvero la carenza di manodopera nei settori di eccellenza, quelli più vocati all'export e che nel breve periodo potrebbero avere un rialzo della domanda vista la parità raggiunta tra euro e dollaro. Abbiamo però dei settori forti come quello dell'occhialeria, come quello del freddo e della meccatronica che stanno soffrendo per mancanza di personale e soprattutto un problema che è quello del giorno d'oggi, approvvigionamento delle materie prime che sono schizzati, quindi c'è una forte speculazione, carenza di manodopera cronica ormai perché la montagna si sta spopolando e quindi in montagna è ancora di più, e l'altro aspetto ovviamente sono i costi energivori che sono ormai fuori controllo e rischiamo di mettere le imprese fuori mercato. Nel turismo lo scenario più paradossale con l'ultimo report dell'ente camerale che evidenzia come la difficoltà di reperire cuochi e camerieri sia quasi del 50% sui 1.300 ingressi previsti nei mesi estivi. Insomma, un quadro in chiaroscuro che va governato, dice Pozza, andando ad attivare subito altre misure rispetto a quelle già previste nel decreto aiuti. La via è sempre più stretta. Il Paese ha bisogno di stabilità, la manovra aiuta, però ancora non siamo in via definitiva per dare una soluzione ai problemi, che non è facile. Adesso parliamo di cartelle esattoriali in arrivo perché ad esempio per quello che riguarda i padovani sono già più di 40.000 le cartelle che verranno recapitate proprio in questi giorni dall'Agenzia delle Entrate. Facciamo il punto della situazione.
Si conta che possano essere dalle 40 alle 50.000 le cartelle fiscali che stanno arrivando in questi giorni da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Dopo l'emergenza Covid, un boom di avvisi che riparte dopo la sospensione disposta dal governo, dove si parla di ben 26 milioni di cartelle accumulati durante il periodo di pausa a causa della sospensione dovuta alla pandemia. 13 milioni di queste sono state lavorate e avviate alla notifica, 7 milioni invece quelle notificate e altre 6 milioni sono ancora in corso. Sì, ho ricevuto la cartella, quindi devo andare a rateizzare. Data la mia età non so se posso rateizzare, quindi... C'è sempre una soluzione, no? C'è una soluzione, non pagare. No, non pagare, no, pagare però siccome è arrivata, ho visto con 3-4 aggiunte di interessi perché loro la abbondano, non si sa quanto di più devi pagare rispetto a quello che è originale. Già da 3 mesi ormai l'Agenzia delle Entrate sta richiedendo gli arretrati in materia di IRPEF, IVA, IRES, TOSAP, imposte di registro e catastali, bollo auto, Tari, Tasi, rette degli asili nido non pagate, contributi ai consorzi di bonifica non versati. È arrivato una lettera a casa mia, vuole fare direttamente vedere che cosa, adesso loro dice serve appuntamento, senza appuntamento non posso fare. Si aggiungono a tutto questo anche le cartelle da pagare con le multe per gli over 50 non vaccinati. Nelle case e negli uffici dei padovani in queste settimane stanno arrivando anche avvisi bonari. Chi non paga nei tempi dovuti rischia il fermo amministrativo per la propria auto, il pignoramento immobiliare e anche il prelievo in tempi brevi dal proprio conto corrente. Le cartelle esattoriali sono il più complesse possibili, che sembra che siano fatte complesse appunto per renderle illeggibili da una persona normale. Bisognerebbe andare da un professionista che gratis non ti dà informazioni e quindi tante volte la gente per importi magari bassi non si va a mettere contro i mulini a vento cercando chissà che cosa. Io credo che sia un po' un abuso di potere, perché poi uno viene qua, l'iter per poter avere informazioni è insostenibile, cioè uno deve avere che ne so, o essere in pensione o comunque avere ore libere da potersi prendere per poter girare, poter chiedere, poter avere informazioni. Stendiamo un velo pietoso. Ci spostiamo adesso a Bassano del Grappa per parlare del Polo Santa Chiara. Sembra che siano in arrivo delle novità dopo anni di proclami e di smentite da parte dell'amministrazione cittadina, l'amministrazione Pavan. Sembra che si sia arrivati all'ennesimo colpo di spugna. Hic sunt leones, qui ci sono i leoni. Scrivevano così gli antichi nelle mappe, nelle zone in cui non si sapeva bene che cosa ci fosse, e a Bassano c'è una zona di questo genere, c'è un buco, un vuoto, un cratere in pieno centro. Qui alle nostre spalle c'è quello che doveva essere il Polo Santa Chiara, adesso un grande punto nero, non ci sono i leoni, ma c'è una notevole mancanza di idee. Anzi, questa storia è iniziata molto tempo fa e solo negli ultimi anni ci sono state molte novità. Ecco qualche esempio. Il Comune rischia di perdere milioni di euro per il progetto sul Polo Santa Chiara. Il Comune affida una superconsulenza da 40.000 euro per Polo Santa Chiara e Scuola Mazzini. In fumo i finanziamenti per il Polo Museale Santa Chiara, si sospetta il danno erariale. In commissione arriva la conferma di quanto già anticipato da Rete Veneta, animali impagliati alla Scuola Mazzini. Dal finanziamento di Cari Verona andato in fumo per la decadenza dei termini fino a tutti i soldi spesi per le consulenze, per farsi consigliare su cosa fare da queste parti e non solo, eppure non è cambiato niente. L'unica novità, l'unico lavoro fatto, si fa per dire, è questa targa che riguarda il Milite Ignoto. Stop alle idee, ai progetti, anche a quelli presentati, al famoso domino che doveva portare da Santa Chiara in giù una serie di novità molto importanti per Bassano. Tutto fermo, però c'è una clamorosa novità. Domani in commissione arriverà un progetto per un accordo pubblico-privato, un partenariato per la riqualificazione di quest'area.
forse un altro colpo di spugna, forse altro tempo perso su questo gigantesco pasticcio. E i leoni di cui parlavamo prima, chiederete voi, ecco quelli ma impagliati dovevano entrare qui alla Mazzini. A questo punto non si sa più nulla, a questo punto l'unica certezza in questa grande voragine che c'è nel centro di Bassano è che non ci sono certezze. A Bassano dunque fa discutere la situazione legata al polo Santa Chiara. A Padova invece la discussione in questi giorni è concentrata sul divieto di fumo all'interno del mercato coperto. Vediamo. Siamo alle porte del Salone, il mercato coperto nel cuore della città. Dal 1 di luglio chi lavora all'interno del mercato non può fumare. Questo divieto verrà esteso anche ai clienti dal prossimo autunno. Abbiamo chiesto a chi vive il salone cosa ne pensa di questi divieti. Non è che dia fastidio sempre il fumo sotto il salone, perché è un ambiente aperto e si fuma da sempre. Il problema è quando ad esempio d'inverno ci sono gli ammassamenti per l'aperitivo, allora magari ci sono qua davanti anche 50-60 persone. Se tutti fumano diventa veramente fastidioso. Secondo me l'ambiente è un ambiente aperto, si potrebbe anche fumare, ma ormai i divieti più o meno ragionevoli stanno proliferando non solo in Italia, per dire la verità, ecco. Il 90% dei negozi qui sotto trattano generi alimentari. È vero che è un po' promiscua come zona, non è del tutto chiuso, però lo vedo etico. Dove c'è la gente non si deve fumare. Il fumo sotto il salone è giusto che non ci sia. Io sono un fumatore tra l'altro, però visto che siamo tra virgolette all'aperto con le esposizioni, con i prodotti, è giusto che non ci sia il fumo. Una volta mi ricordo che quando non si poteva più fumare dentro i ristoranti sembrava che la gente morisse e i ristoranti hanno continuato a lavorare, la gente non fuma dentro e si sta 1000 volte meglio. Parlo da fumatore. Sa, le limitazioni non sono mai belle, limitazioni, e è un po' opinabile se l'ambiente è un ambiente aperto o un ambiente chiuso. E per i bar è un'ulteriore penalizzazione, perché uno magari andava a bere un caffè o bere uno spritz e sicuramente una sigarettina se la fumava. Nei bar sotto salone questo non sarà possibile, nei bar fuori dal salone questo sarà possibile. È discriminante. Diventa difficile schierarsi in un senso e nell'altro, nel senso che comunque sotto il salone, capisco, è un mercato alimentare, quindi bisognerebbe rispettare tutte le norme che riguardano l'igiene e via dicendo. Certo che questo è anche un luogo di convivialità e chi beve il bicchiere sta fuori, fuma, quindi un'ulteriore imposizione ho paura che possa far scappare le persone. Cambiamo adesso decisamente argomento. Abbiamo ancora negli occhi le immagini della dunata triveneta ad Asiago, insomma immagini delle nostre penne nere che noi di Rete Veneta vi abbiamo raccontato passo dopo passo con dirette e con degli speciali che hanno fatto segnare un assoluto record di ascolti. Ma parliamo di alpini in un'altra veste adesso, alpini legati alla solidarietà. A Oderzo l'impegno è quello di non far soffrire più i bambini. Scopriamo come nel prossimo servizio. Noi come Stili Alpini siamo abituati a fare festa, ma non facciamo solo festa, cerchiamo di fare festa donando sempre qualcosa anche agli altri. Questo è lo spirito che ha animato la 6ª edizione di Alpini sotto la Bellussera, una manifestazione a sfondo benefico da sempre patrocinata da un alpino d'eccezione come Giancarlo Gentilini. Una serata semplice tra i filari a Pievondi e Oderzo, dove la casa della famiglia Tonon diventa centro della festa di e per le penne nere, tornate a riunirsi dopo 2 anni di fermo causato dal Covid. Si torna a stare insieme all'aperto, distanziati, per un'iniziativa importantissima che è quella dell'Associazione per mio figlio. Io ringrazio sempre i fondatori, la famiglia Archiutti, Italo Lazzari e la professoressa Agostini che hanno e Fabio De Longhi che sono partiti e hanno creato questa grande associazione che è in supporto per la pediatria di Treviso. Proprio a questo reparto è stata dedicata la raccolta fondi della serata che finanzierà un nuovo progetto dell'associazione. Questo nuovo progetto riguarda la creazione di un'area specifica all'interno della quale ci saranno delle nuove strumentazioni destinate appunto al trattamento del dolore, l'analgosedazione
sono una serie di livelli medici attraverso cui si parte da delle cure palliative, ovvero quelle che possono aiutare il bambino a sentirsi meglio, a delle cure invece più tecniche, per fare in modo che il bambino possa soffrire meno in un ambito specificatamente dedicato a lui, perché non c'è niente di più disumano di vedere un bambino soffrire. L'area sarà predisposta nel nuovo Cafoncello, vicino al giardino pediatrico Pensile, dove anche gli adulti giocheranno per solidarietà. Il nuovo Cafoncello, l'azienda US in questo caso, farà il giardino Pensile a sua volta, ma faremo anche, do una notizia nuova, il 15 di ottobre faremo una partita del cuore, poi lo diremo, dove faremo appunto una raccolta fondi per fare il giardino sensoriale, per far giocare tutti i bambini di Treviso, perché l'ospedale di Treviso è un ospedale aperto e anche i bambini trevigiani potranno entrare nel Cafoncello a giocare insieme ai loro coetanei, magari ricoverati. Senta, e l'inaugurazione quando è fissata per questa nuova cittadella della salute? Guardi, stiamo lavorando alacremente, ringrazio l'impresa, ringrazio tutti i miei collaboratori. Noi immaginiamo tra fine settembre e i primi di ottobre. Parliamo di Prosecco nel prossimo servizio con la mai sopita appunto guerra del Prosecco. Vediamo. Come gli incendi estivi si infiamma nuovamente il mondo del Prosecco, una realtà vicina al 1 miliardo di bottiglie vendute, di successi costanti in tutto il mondo, ultimo l'aumento importante di importazioni nei feudi millenari della birra con un più 127% a valore per i popoli del Regno Unito, Londra in testa. Facile capire quindi come questa gallina dalle uova d'oro, che ha cambiato economia ma anche paesaggio del Veneto, marca Trevigiana in testa, faccia gola a molti. O che si siano ingrossate le file di chi è convinto che il mercato mondiale non debba essere affrontato disperso in 3 consorzi ma in un'unica denominazione. Ecco allora il codice di autoregolamentazione mandato ai 3 CDA dal Ministero, con 3 provvedimenti da controfirmare, quello che cancella il termine superiore alla DOCG Conegliano Valdobbiadene, che di fatto livellerebbe le colline alla pianura. Del fatto la DOC oggi in un comunicato ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. Chi invece parla è quello che da sempre tutti indicano come il Savonarola di Valdobbiadene, convinto che il Ministero non si è mosso a caso. È semplice perché si è fatto tirare dalla giacca da quelli della DOC. Vorrebbero fare un prodotto Max Meyer, cioè un prodotto uguale per tutti. No, questo è impossibile perché, ripeto ancora, noi siamo il Conegliano Valdobbiadene Superiore di CG Prosecco e questo è il territorio che ha fatto la storia anche per questi signori qua, benché loro vorrebbero cancellarci sia a livello qualitativo, sia a livello di storia, sia a livello di territorio. Questo non deve avvenire. Mi auguro che il signor Zanette e il signor Giavi si facciano un esame di coscienza e riflettano molto su quello che stanno dicendo e stanno facendo, perché noi non molleremo. La nostra identità è sacra. Novità importanti, adesso parliamo di sport per il futuro dei campionati dilettantistici. Ce le spiega il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Veneto, Giuseppe Ruzza. Si iniziano a delineare scenari e novità dei prossimi campionati di calcio dilettantistici. L'obiettivo della federazione è quello di giocare e far giocare in sicurezza, senza interruzioni. Ecco perché il presidente della Lega Nazionale Dilettanti del Veneto, Giuseppe Ruzza, sta già lavorando alla modifica del protocollo attuale che, lo ricordiamo, prevede lo stop alla disputa di una gara qualora ci siano più di 5 contagiati nel gruppo. Sicuramente hai detto benissimo, perché diversamente non potremo concludere la stagione. Se noi manteniamo questo protocollo, sicuramente con questo tasso di positività e con questa contagiosità della Omicron non potremo concludere la stagione. Altro nodo cruciale è il return to play. Qui le cose dovrebbero restare invariate, con i 7 giorni di stop dall'avvenuta negativizzazione del calciatore. Noi tenteremo di nuovo di fare tutte quelle convenzioni, unico comitato in Italia, che abbiamo fatto l'anno scorso. Infine il punto sui tesseramenti. Le buone notizie in questo caso non mancano. Sono andati molto bene, lo dico sin da subito perché sono molto contento. 72.000 tesserati di settore giovanile e 35.000 tesserati di Lega Dilettanti. Abbiamo raggiunto i livelli pre-pandemici. E sulle iscrizioni dei club, Ruzza fa chiarezza. Io penso che insomma alla fine o pareggiamo oppure perderemo di poco, dai.
E oggi è una giornata importante in occasione dei 30 anni dalla strage di Via D'Amelio. A Limena si ricorda il giudice Borsellino con uno spettacolo teatrale e la testimonianza del magistrato antimafia Nicola Gratteri. 19 luglio 1992, 30 anni fa, la strage di Via D'Amelio, dove perdeva la vita il giudice Paolo Borsellino insieme a 5 agenti della scorta, una delle pagine più buie della storia d'Italia, che avveniva appena 2 mesi dopo un'altra strage, quella di Capaci, dove morì il giudice Falcone, la moglie e la scorta. Per non dimenticare e per ricordare l'impegno dei 2 magistrati, simbolo della lotta alla mafia, il progetto Impegnati insieme contro le mafie, insieme a Teatro Brescia, ha organizzato un evento nella Barchessa Comunale di Limena con un incontro con il magistrato antimafia Nicola Gratteri e a seguire lo spettacolo teatrale Borsellino. Oggi è proprio l'anniversario dei 30 anni dalla morte di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta e ci sembrava naturale costruire una serata da condividere con il pubblico. Dal 2017 portiamo in scena uno spettacolo che si chiama Borsellino. Noi come Teatro Bresci siamo molto interessati al teatro cosiddetto civile, quindi a seguire dopo la conferenza del dottor Gratteri ci sarà questo spettacolo con in scena Giacomo Rossetto. La presenza del dottor Gratteri non può che essere molto significativa, straordinariamente significativa proprio oggi. Gratteri è un magistrato in prima linea oggi nella lotta alla criminalità organizzata, anche egli è stato minacciato più volte di morte, soprattutto l'ultima minaccia risale a un mese fa circa, e dunque rappresenta forse oggi chi continua nonostante tutto ad impegnarsi per la legalità. Quindi sarà un momento molto importante. Appuntamento questa sera alle 20:45 a Limena, l'ingresso è gratuito. E con il ricordo di Paolo Borsellino si chiude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo gli appuntamenti serali dedicati proprio a tutte le altre notizie e agli altri approfondimenti dal nostro territorio con TG Bassano e con TG Vicenza. Per quello che riguarda invece noi, l'appuntamento con Focus TG è sempre quello, tutti i giorni a partire dalle ore 12 in diretta su Rete Veneta. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buona giornata.